È l'evento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto il 3, 4 e 5 di luglio alle ore 13 sul canale 15 del Digitale Terrestre con la 10ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere! Io ho in mente una colonna sonora per questa edizione, la 10ª, Gloria dei Coldplay, perché è pazzesca, è altisonante, è timbrante, è vibrante. Questi Awards Penalty, che sono la 10ª edizione, sono vibranti, sono un ciclo di una vita di atleti, di persone che cambiano, che si chiudono e si riaprono. Proprio prima dicevo, ma quanta gente è cambiata in questi 10 anni, in questa edizione. Quest'oggi c'hanno almeno 100 persone che vivranno il tappeto rosso di questo teatro, il Teatro Garibaldi di Enna, perché il calcio fuori dal rettangolo è sempre un teatro. Ben arrivati, l'AIAC, José Sorbello rappresenta il comitato regionale, Lucio Tosto rappresenta il comitato provinciale della città di Catania. Quanto è bello oggi essere allenatore dopo un anno che non è mai finito? La domanda è uguale per tutte e due, perché ancora non si è finita la stagione e gli allenatori sono già chiamati in causa. Presidente Sorbello. Fare l'allenatore non è un'attività che è legata soltanto a fattori esterni. Tu sei allenatore comunque, o c'è il campionato in corso oppure no, non c'è. In ogni caso la tua figura è sempre centrale, quindi io dico che la figura dell'allenatore è una figura costante, presente e centrale nell'universo calcio. Lucio Tosto, rispondo a questa domanda e vi apro con un'altra domanda, perché adesso l'allenatore è cambiato. Sì, ma è il calcio in generale che ci prende 12 mesi all'anno, 30 giorni in un mese, 24 ore al giorno, e quindi l'allenatore, che è un attore principale, fa parte di questo gioco, e quindi siamo sempre tirati in ballo in tutte le situazioni, in tutti i momenti. L'allenatore è chiamato ad ottemperare anche impegni come questo, e sono molto piacevole. La domanda di chiusura è: si sta lavorando molto dietro la cattedra, l'allenatore è diventato molto anche studente. Sì, non solo pratica. Da parecchi anni, corsi di abilitazione, vari corsi. Noi stessi all'AEC di Catania e all'AEC del regionale cerchiamo anche di creare situazioni dove chiamiamo degli allenatori, magari dei professionisti che fanno delle lezioni. Noi a Catania abbiamo fatto il lunedì dell'allenatore, dove ogni lunedì abbiamo chiamato in causa Raciti, Settineri, D'Urso, allenatore della Lazio, Primavera, tutti catanesi chiaramente, che facevano delle lezioni mensili, e quindi è un motivo anche di confronto in quel momento, di mettere sul piatto quelle che sono le idee di tutti, che a volte anche l'idea di un allenatore delle giovanili può essere importante per un allenatore che allena nei professionisti. José, stiamo facendo il salto di categoria con le giovanili, inizia a cambiare qualcosa, Ma Obtorto Collo deve cambiare, perché si comincia a capire che se non
se non c'è un interesse nei settori giovanili non andiamo da nessuna parte, perché insomma, la cartina di tornasole ci viene data dalle prestazioni della nostra nazionale A, quindi voglio dire, se non hai un settore giovanile che è capace di rinvinguare e di portare sempre nuova linfa alla nazionale maggiore, i risultati non verranno. Però se dobbiamo fare un discorso semiserio, dobbiamo anche pensare che alle finali bisogna arrivarci. Alle finali bisogna... Poi... Ce l'ha con me. Ce l'ha con me perché sono juventino, ce l'ha con me. No, ce l'ha con tutte e due, ce l'ha con tutte e due. Assolutamente, la Juventus è arrivata tantissime volte in finale. Con merito, però non le ha vinte. Però il dato importante, ora come dice il presidente Sorbello, il dato importante ed è negativo non è questa finale, sono 3 finali, neanche una vittoria. Esatto, Quello è un dato importante da sottolineare, purtroppo. Questo è il dato reale, è questo, perché poi ti confronti con questa realtà e questa realtà è data dalla mancata cura in passato del settore giovanile, punto. La domanda nasce così: ma tu chi sei? E con chi hai giocato? Umberto Cimigliaro, Taormina. Guardia sigilli delle porte siciliane. Da lui non si è mai passato facilmente. Il mitico Cirni. Come stai, Cirni? Bene, grazie. Tutto Senti, non si è finita sta stagione, cioè siamo già dentro. Solo 2 giorni fa ancora si è giocato per degli obiettivi, ma non c'è tempo. Sembra che quest'anno realmente non si voglia fermare niente. No, per fortuna comunque abbiamo recuperato un po' quello che abbiamo perso durante il Covid, quindi... Quindi tu pensi che sia questo? Sì, è meno male, perché comunque un po' di tempo l'abbiamo perso e l'abbiamo recuperato, è stata una stagione lunghissima, è andata bene per tante persone, sono felice per il Siracusa, dispiaciuto per l'Enna e niente, è stata una stagione abbastanza soddisfacente. Adesso che cambio di orologio c'è? Quali sono i colori sociali delle società che secondo te possono veramente riattaccare il primato? Cosa sta facendo queste domande? Ma per quanto riguarda il girone B ti dico Modica su tutto, ti dico Milazzo, ti dico questo perché non mi viene in mente altro. Dall'altro lato c'è un Pro Favara, c'è una Nissa che sembrano... La voglio perché ho visto i movimenti del Pro Favara, hanno pescato un po' a Taormina e la stessa cosa la Nissa prendendo Mister Terranova, quindi suppongo che siano loro le contender. Cirni sul mercato o aspetta la bomba Monti? No, ancora è lunga, ci riposiamo per adesso. Una passerella esclusiva, i migliori della stagione nella 10ª edizione dei Penalty Awards. In onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold il 3, 4 e 5 di luglio alle ore 13. Vi aspetto! Qui dentro, tra i contenitori di prima e seconda categoria, i ripescaggi, il playoff, l'ignoranza dello spogliatoio che comunque lo vinci tu un campionato, ho un direttore che oggi direttore è quello che in questo momento sta facendo fluttuare i gruppi Messenger, i WhatsApp. Direttore, qual è la tua squadra con cui tu hai vinto il campionato? No, la Lontina. La Lontina. Siamo arrivati secondi. Però a 10 punti dalla terza. Però il campionato l'ha vinto il Rosmarino. quanto da 1 a 10 sei ignorante di questo mondo? Nel senso come passione, non nel senso... Come passione. Come passione. Mi stava dando una testata. Dai, diciamo 7, dai. 7, eh? Cosa hai fatto quando tu hai avuto la matematica, certezza di andare in promozione? Cosa ho fatto? È stata una bella gioia con il mister, con i ragazzi, tutti e dico di nuovo con tutto il paese perché ci ha appoggiati, non è facile, un paese di 1300 persone arrivare in promozione. E adesso? E adesso ci stiamo adeguando a fare una buona promozione. Il gruppo è stato riconfermato. Vabbè, questo è perché siamo ancora a giugno, poi vediamo dal 1° luglio. Sì. E qualche innesto lo prenderemo. L'allenatore rimane o hai già cambiato? Madonna, che domanda! Che domanda! Che domanda!
Per ora ci ha detto che l'allenatore che avevamo, che siccome sua moglie è in dolce attesa non vuole prendere l'impegno, però stiamo provando a farlo rimanere. Va? Ok. Perché il gruppo l'ha portato lui in promozione e quindi... Hai lucchettato gli spogliatoi in alcuni momenti della stagione o hai sempre lasciato gli spogliatoi aperti? Aperti, perché è veramente un ottimo gruppo. Se la butti dentro non è una no censura, è l'attaccante che fa gol e si definisce tale perché dovrebbe essere colui che finalizza il lavoro di allenamento di una settimana. Con me un attaccante dirà lui nome e cognome e la sua squadra. Randazzo Manuele Giardinellese, Quanti gol? 24, Quanti anni? Quando sei nato? 15 giugno del 2002. Abbiamo un mercato pazzesco, un 2002 che in questo caso è un lembo tra dentro e fuori. E sei rimasto a casa, nel tuo territorio, no Emanuele? Sì, giocare in casa è sempre un onore, da Giardinellese Doc, quindi è stata un'annata bellissima. Sono contento di giocare e continuare con questi colori. Modulo e sistema di gioco con cui tu poi hai prodotto, come l'allenatore ti ha usato e tu ne hai usufruito. Come modulo col mister come punta col 4-3 giochiamo, così ci troviamo anche con gli esterni, quindi Tu punta centrale? sì. Ma punta centrale che uscivi o che aspettavi il cross dagli esterni? No, per essere faccio di tutto, poi vengo incontro, attacco alla profondità, quindi Lo vedremo in Serie A, perché se già fa tutte queste cose, senti, l'obiettivo del prossimo anno, 24 gol per un attaccante sono tantissimi, ora entriamo nell'ottica. obiettivi del prossimo anno, siamo saliti quindi in promozione con la Giardinellese, quindi cercheremo di fare un campionato come primo anno discreto, cercheremo di mantenere la categoria perché siamo un paese di 2000 abitanti. Anche voi una piccola metropoli, le piccole comunità stanno diventando grandi, la passione vera del calcio non è nelle metropoli, è proprio nelle piccole comunità. Sì, noi infatti quest'anno la cosa che ci ha contraddistinto è stato il gruppo rispetto ad altre società con più, diciamo, società economiche, Sì, diciamo. a livello di budget. A livello di budget. Noi ci siamo distinti per il gruppo più che altro. Allora, ascoltami, il tuo WhatsApp, il tuo Messenger, tu sei social, quindi TikTok, Instagram, TikTok. Quante volte hai cercato di fare il video, di toccare il pallone e metterlo nella porta? Poche volte. Preferisco buttarlo dentro la domenica. Vax, fidanzate, com'è la situazione? No, single. Single, quindi WhatsApp è molto intenso, ragazzi, molto intenso. Senti, ma a livello di mercato ti hanno cercato, non dire di no, perché sono delle bugie che al Monti non puoi dire. Sì, a livello sempre squadre di promozione del nostro girone e poi anche qualcuna d'eccellenza, stiamo vedendo. C'è il direttore sportivo della tua squadra qui? Sì. Dov'è? È sempre lui. Signor Provenzano. Signor Provenzano, venga qui, direttamente, così coinvolgo anche lei in 30 secondi. Ciao. E ascoltami, lui ha richieste di eccellenza. Siamo qua, intanto vedremo, facciamoci questa bella giornata e poi vedremo. A te ne rendi conto come mi ha risposto? È morto con il Monti lui, è morto! Allora, senti, il ragazzo lo devi lasciare andare se ha l'eccellenza. Siamo anche una Serie D, ancora meglio. Si Siamo quasi a un passo, quindi. Ok, perfetto. La squadra per l'anno prossimo, velocemente. Stiamo lavorando bene per cercare di creare un bel gruppo su una buona base che già c'è da quest'anno e siamo molto fiduciosi sul futuro. Con budget o con un'idea di budget? Un'idea di budget, già un piccolo budget ovviamente Ok. l'abbiamo, però siamo ancora alla ricerca di eventuali sponsor. Cercasi. Bomber ce l'hanno, il direttore sportivo è sveglio. Ci vuole i soldi, ci vuole i soldi. Grazie ragazzi. È l'evento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto il 3, 4 e 5 di luglio alle ore 13 sul canale 15 del Digitale Terrestre con la 10ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere! Io invidio ciò che non ho.
quindi la memoria del vostro archivio. Io non ho archivio, invece voi avete un grande archivio. Che ce l'abbiamo qua. Io invece, allora ragazzi, quest'anno giornalismo importante, si è aperto un canale importante, i social hanno dimostrato che il giornalismo di qualità si può fare, le grandi voci rimangono, la conduzione c'è, i format televisivi, Marco Carli comunque poi hanno il timbro, e voi quest'anno secondo me avete dato l'ennesimo timbro di grande professionalità. Ma qui c'è un esempio di timbro, insomma, io non posso che quello è il tono, il timbro, insomma, vabbè, qualsiasi cosa. Ma è stata una stagione bella da vivere, che abbiamo vissuto assieme ad Angelo, con tante trasferte, con tante cose che ci portiamo dietro, insomma, da questo. Ma cuore prodotto, avete avuto difficoltà, avete pensato che c'è stata questa innovazione del Catania, l'idea nuova, cuore e prodotto, qual è la cosa che vi ha scompensato di più all'inizio? Non ci ha scompensato nulla, era piuttosto l'idea di dover affrontare un campionato che non conoscevamo, con Le bandiere davanti alle telecamere, protagonisti che non conoscevamo, una squadra che ancora non conoscevamo, tante realtà alle quali non eravamo più abituati, e noi ci siamo trovati come sta Schiacci a fare il giro dei campi di mezza Italia con la macchina, così come si faceva 40 anni fa, però adesso con un servizio che abbiamo provato a dare alla gente, che ha potuto vedere da tutte le parti del mondo le vicende del Vi volevo portare a questo, Marco, l'evoluzione tecnologica quest'anno è stata la parte realmente che vi ha permesso di essere dentro le case delle persone, cioè con tutto ma anche con la qualità. È quello che secondo me deve essere ancora la televisione, no? Far portare gli eventi live a disposizione di tutti, è quello che abbiamo fatto con lo sforzo del nostro gruppo editoriale, e abbiamo provato io e Angelo a fare tutto quello che abbiamo fatto per 36 partite? 36 partite fra il campionato e la pool scudetto, ma quello che è veramente divertente sono state le trasferte. Le trasferte sono state le cose allora, più lo dico perché tutte le settimane sono in giro per alcuni cunei siciliani, no? Quindi la trasferta in cui tu ti sei perso con Google Maps in Sicilia. No, ti spiego, eravamo coordinati, perché lui guida, a lui piace, e io facevo il navigatore. Il dramma era al ritorno, perché io dovevo scrivere il pezzo per la televisione. E lui giustamente, che è uno comunque che ce la fa. Fra le varie, forse l'unica dove c'era un po' perso. Qua Caltanissetta, esatto, proprio queste parti. Rientrare da qui è stato un casino pazzesco. Adesso è un mondo nuovo. Il prossimo anno. Il prossimo anno è un mondo nuovo. Ora, proprio oggi abbiamo saputo l'inizio del campionato il 27 di agosto, insomma lo immaginavamo con la fine del 28 aprile, vedremo che cosa succederà, vedremo che cosa dovremo fare noi. Ci proveremo, insomma, come sempre a seguire nel miglior modo possibile. Ma voi non siete cazzeggiatori produttivi, la sensazione è questa. No, siamo cazzeggiatori seriali, non produttivi, ma seriali. Grazie ragazzi. Sì, grazie. Allora, sono Francesco Lima, 2004 del 6 giugno, ho preso 10 gol nel campionato di promozione. Portiere? Sì, portiere. Ho preso 10 gol. Non ha nascosto il tabellino di marcia, al contrario, l'effetto. Senti, i portieri siete chiamati spesso a dire salvaci oppure un cosa a quest'età, quella tua. La scuola dei portieri è una cosa seria, giochi con i piedi, cioè il tuo allenatore cosa vuole da te? Allora, innanzitutto quest'anno come allenatore ho avuto Pino Nari, che ha giocato per tantissimo tempo anche in categorie professionismo e quant'altro, soprattutto del Messina. Lui sicuramente vuole un po' di vecchia scuola, quindi il gol sul primo palo non si deve subire, molta gestione della squadra, bisogna parlare tanto per rimanere concentrati e per dirigere la difesa, e poi io come caratteristiche mie ho la pazzia sicuramente. Portiere istintivo. Molto istintivo e soprattutto un discreto utilizzo anche dei piedi. Grazie. Però il portiere per me è sempre l'uomo da salvare, perché come ruolo è da salvare, quindi salvate i portieri, abbandonate gli attaccanti, ma salvate i portieri. Assolutamente sì. Una malinconia, un nuovo mondo. Quindi
Dai, perché comunque da te, cioè, come faccio a dirgli questa cosa che è rimasta qui? Perché questo è rimasta qui senza precludere i 4 anni, 5 anni di grande costruzione dell'Enna. Abbiamo fatto una cosa che è andata oltre la realtà, cioè pensare di competere con Siracusa, secondo me è veramente un grandissimo risultato. Andare lì e a 35 minuti alla fine essere in Serie D col Siracusa, io penso che dovete essere voi a tirare fuori poi i giudizi, non noi. Certo, noi l'avremmo voluta portare fino in fondo, però già eravamo consapevoli di aver fatto qualcosa di incredibile e continueremo a fare. A malincuore, tu hai valutato l'ultimo mese di campionato ufficiale o è soltanto perché è l'ultima che si ricorda dove aver perso qualcosa? Ma sì, perché abbiamo avuto qualche infortunio che non dovevamo avere, qualche circostanza sfavorevole e quindi magari l'abbiamo persa prima in campionato e poi nell'ultima partita. Però ripeto, noi siamo felici perché abbiamo fatto un risultato strepitoso e lo abbiamo fatto da ennesi. Non lo dimenticare. No, io non dimentico perché allora, noi ci siamo conosciuti quando tu hai fatto quella partita di play-out, va bene, in provincia di Siracusa. Quindi noi ci siamo conosciuti in quel periodo, quindi io non posso dire che non so cosa è successo a Enna. Sono il primo a dire che so come è avvenuta tutta la storia. Noi siamo orgogliosi perché lo abbiamo fatto da ennese. Ecco. Da noi non c'è l'accento milanese, da noi c'è l'accento ennese. Questa è una battutaccia pazzesca, lui cambio atteggiamento. Ma allora come si va in questi territori? Si va bene. Senti, che state costruendo dall'altro lato? Stiamo allestendo un bel progetto, un progetto che mira lontano. Vogliamo raggiungere categorie in cui la Nissa non è mai stata. Il presidente Giovannone ha questo obiettivo, sta trasmettendo a tutti noi, anche a me che sono stato presidente in passato, nuovo entusiasmo. E quindi pensiamo di far bene, poi il campo è quello che deciderà come massimo giudice. Mi togli però il dubbio certificato che avete provato a fare un'acquisizione di un titolo di Serie D? Ci sono stati 2 passaggi? Allora, qualche contatto c'è effettivamente stato. Non me lo nascondere, dai, non me lo nascondo. Qualche contatto c'è stato, però non penso si possa fare, anche perché vogliamo vincere il campionato sul campo. E quindi per creare proprio l'entusiasmo nel pubblico, nella città, di conquistarci la Serie D con le nostre forze. Pazzesco, sono allenatori intoccabili, sono allenatori che ormai hanno capito il mestiere e conoscono la materia, sanno anche dialogare, sono formatori e soprattutto si sentono sempre pronti a vivere un'esperienza importante. Cultura anche di quella là sportellante, sanno stare in panchina. Da un lato Pippetto Romano riconfermato? Sì, abbiamo raggiunto un accordo. Quindi possiamo dirlo, si è riconfermato a Licata, no? Sì. Okay. Da questo lato, insomma, lo conosciamo, mister Infantino, già riconfermato ufficialmente alla San Cataldese. Sentite, con questa situazione è arrivato il Siracusa, con tutto quello che c'è dentro, potremmo trovare altre squadre siciliane, è diventato meridionale il girone. Ma è stato sempre meridionale, con 10 punti di squadre siciliane, più le calabresi, credo che sia sempre un monopolio sicuro. Speriamo che arriva l'Enna, che li pescano il Paternò, sarebbe bellissimo, tutti questi derby, entusiasmante e aumenta la capacità di scegliere dei giocatori importanti per affrontare questo difficile campionato. L'argomento è il mercato, perché tante siciliane abbiamo noi la quantità di risorse tecniche per la Serie D in campo, quindi l'organico. Io credo di sì. Noi quest'anno come Licata Calcio abbiamo sempre portato avanti quella che è la linea giovane, da 2 anni che lavoriamo su questo progetto. All'anno 21 sarà anche riconfermato questo progetto e sicuramente ci sta dando delle grandi soddisfazioni, al di là di quelle che sono le regole che ci impongono di giocare con 4 under. Noi abbiamo giocato anche con 6-7 under. Una passerella esclusiva, i migliori della stagione nella 10ª edizione dei Penalty Awards. In onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold il 3, 4 e 5 di luglio alle ore 13. Vi aspetto!
arrivato ai Penalty Awards. Eccellenza sportiva, partiamo da questo, cioè nomination, prodotto, lavoro, uomo, e ti dico, perché l'hanno chiesto anche a me, ma tu non hai il numero WhatsApp? No, io ho il numero WhatsApp, ecco. quindi comunque a parte gli scherzi c'ho tutto quello che serve. Ma è una bella cosa perché evidentemente il calcio siciliano ha tante cose belle quest'anno, tante squadre che sono saliti e quindi è un orgoglio vedere magari tante società. Oggi la Serie D sembra che sia un campionato sicuro calabro, quindi il fatto che tante squadre sono salite è una bella cosa. Giriamo su Marco Biaggianti a questo punto per un attimo, mentre stiamo parlando con Ettore, tranquillo, ci imbuchiamo. Marco, allora la domanda, vieni, rimani con me. La domanda è pazzesca perché c'è premio alla carriera. Tu intanto hai finito il corso a Coverciano, ti stai portando avanti, cioè tu vuoi stare a bordo campo a questo punto in modo vero, no? Cioè non ci vuoi stare dentro tutto, però dici io voglio studiare. Il campo manca sempre, soprattutto in questi anni, insomma sono pochi anni che ho smesso, quindi ho vissuto un anno importante da team manager, accanto anche al direttore, insomma un bellissimo percorso, quindi anche il patentino di ieri è un altro raggiungimento, un coronamento di un obiettivo che ho, quindi poi per il prossimo anno vediamo. Posso chiedere allora, ti hanno messo qualche cosa in rosso? Da presente quando ti mettono una nota in rosso, non ha studiato abbastanza? No, per fortuna no, dai, mi sono impegnato. Qual è stato il punto che a te è piaciuto poi nella formazione? Il campo, la dietrologia? Perché c'è molta dietrologia anche, c'è fra di voi, usate sempre i 6 mai però o è molto più... No, è stato un bellissimo percorso, mi è servito tantissimo anche come crescita personale, sicuramente la parte più importante è anche il fatto che ci siano tanti allenatori a questo corso, quindi c'è un confronto di crescita anche tra di noi, quindi già questa è la parte più importante. L'ultima battuta da Antonello, ora ti stuzzico, il Siracusa in D, il tuo telefono ora... Cioè tu avrai 2 numeri WhatsApp, uno per... cioè, questa è una cosa che non cambierà mai, Antonello, che se ne dica. Sì, quello lo so, perché sono contento che il Siracusa è salito in Serie D. Onestamente è una città dove il calcio mancava, adesso la Serie D incomincia a essere un po' più complicato, però sono contento e faccio i complimenti a Siracusa che è andato in Serie D. Sempre mi confondo tra Messana e Messina. Allora a questo punto, visto e considerato che c'è lui, mi faccio chiarire questo territorio geografico, se è della provincia di Messina o da altri luoghi. Nome e cognome. Tuo amico Daniele, attaccante della Messana. Quanti gol? 21, 20 in campionato e 1 in Coppa. Qui ci stiamo tirando gli zebedei alla grande, perché questo è il mercato, questo è il mercato. Sei qui per fare giornalismo allora? Scusa, io sono in Monti, cioè, facciamo rumors, assolutamente. Ma sai, è un automatismo, se hai fatto gol è normale che tutti cercano un attaccante. Ma parliamo del sistema di gioco, ma tu sempre 4-3-3, cioè il tuo allenatore? Quest'anno abbiamo giocato con il mister Patti 4-3-1-2. Quindi con 2 punte. Quindi tu eravate 2 attaccanti medio-alti di movimento? Sì, più che altro ero io una punta centrale insieme a una seconda punta e un trequartista che ci girava alle spalle. Ecco. Perfetto, benissimo. Senti una cosa, allora il Messana è di provincia di Messina? No, Messana è di Messina. Messina è la prima squadra perché è Lega Pro ad oggi. Quindi Messana è dentro la città? Assolutamente. Come fate a contrastarvi? A conciliare? Non c'è rivalità, diciamo, sotto questo punto di vista perché... anche i nostri direttori fanno parte, diciamo, dell'entourage del Messina. Ecco. Quindi c'è un connubio, ecco, sotto questo, una collaborazione indiretta sotto questo punto di vista. E poi il Messina è sempre la prima squadra della città ad oggi, che dovrebbe iscriversi in Serie C, speriamo. Allora, te la posso dire così, è il 20 giugno, anche il Messana ad oggi sembra iscritto in eccellenza, ad oggi. Grazie. Ad oggi. Ascoltami, qui c'è un fattore che è ancora troppo caldo, ce l'abbiamo tutti nelle vene, il sangue scorre e appena noi ci vediamo in faccia sappiamo che purtroppo un fallo di confusione, io la uso così,
per capirci e darci un chiarimento. Un fallo di confusione ha fatto saltare gli Zebedei e gli equilibri domenica. Sì, chiamiamolo fallo di confusione. È stato un episodio, come dicevamo ieri, un episodio brutto, nel senso che chiaramente l'arbitro poteva fare meglio, diciamo, le immagini oramai sono chiare. Accettiamo, come ti ho detto ieri, il verdetto del campo, ma ci rimane tanto rammarico, tantissimo rammarico, perché secondo me meritavamo qualcosa in più. Adesso c'è la paura di non continuare, di abbassare l'energia, i giocatori magari scontenti, sfiduciati. Come si riesce a rimettere assieme un po' la forza mentale? Questo dipende da noi, che diciamo, siamo i primi attori a ridare, diciamo, il giusto entusiasmo alla piazza, che non è mai mancato. Hai visto già quest'anno c'è stato un entusiasmo pazzesco, a ricaricare le batterie. Un po' ci prendiamo qualche giorno il tempo di smaltire un po', diciamo, la delusione, ma ripeto, la nostra passione è intatta e faremo del nostro meglio come sempre anche l'anno prossimo. È l'evento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto il 3, 4 e 5 di luglio alle ore 13 sul canale 15 del Digitale Terrestre con la 10ª edizione dei Penalty Awards. Da non perdere. Quando si scrive non è come i social che poi puoi cancellare. Ciò che si scrive su carta, culturalmente un libro, un testo, un articolo rimane. E poi l'uomo della saggezza dello sport, no? Perché lui è un fulcro, cioè è il simbolo in cui si unisce la saggezza del linguaggio e della promozione sportiva. Mi permette se dico promozione sportiva. Della vecchezza. Io parlerei di vecchezza e di esperienza maturata nel corso dei secoli. Perché insomma diciamo che abbiamo iniziato nel Novecento e siamo nel 2000, no? Già abbiamo millenni a cavallo già siamo andati, siamo a cavallo di 2 millenni, a cavallo di 2 millenni. Senta, ma cosa la tiene così legata allo sport? Qual è la magia? La vita, è la vita che ci tiene legati allo sport, perché poi tu devi fare le cose che puoi fare a seconda della tua età. Sai che questa cosa è importante come messaggio? Forse uno a 80 anni fa le cose che può fare uno di 80 anni. A 30 anni, a 18 anni spera di fare l'atleta. Bene, adesso facciamo una cosa. Mi dica una cosa a 18 anni, una cosa a 40 e una cosa a 80, che lei comunque ha conservato come step di vita. Ma io ho avuto un problema, ho voluto fare gli sport che a me piacevano, però sono stato scarso sempre e quindi i miei risultati sono stati penosi sotto il profilo proprio sportivo. Volevo fare la corsa campestre e arrivavo l'ultimo, volevo giocare a calcio e combinavo guai e quindi a poco dietro mi sono tirato dietro con molta umiltà e ho detto: se io voglio fare sport lo devo fare in un altro modo, e allora ho pensato di farlo come dirigente sportivo. E allora ho cominciato a fare un po' di atletica leggera e ho fatto il giudice, ho fatto la pallacanestro e ho fatto il giudice, e la pallavolo e ho fatto il giudice, e poi fin quando sono arrivato in Federazione Italiana Nuoto e ci sono rimasto 20 anni, quindi ho fatto delle cose che portano cultura, che potevo fare e che potevo fare anche grazie alle esperienze maturate nel tempo, e le ho fatte, ritengo, bene. Senti, il giornalismo è cambiato. In questo periodo avete fatto tante cose di formazione e soprattutto degli eventi in cui è venuto fuori comunque il rinnovo totale, ma soprattutto rimane la magia del giornalismo vero. Io sono uno che lo racconta in modo diverso, ok? Ma ho imparato il linguaggio del giornalista. La vera problematica è ancora il copyright, ve la chiedo seriamente questa cosa. È ancora il copyright la vera problematica? O iniziamo a leggere con distinzione la firma anche nei social? Purtroppo il social, la digitalizzazione anche dell'informazione ha cambiato la nostra professione o il nostro mestiere, dipende dai punti di vista. Io faccio sempre un esempio,
non porterei mai mia moglie se ha un problema. Anziché portarla dal ginecologo la porto dal meccanico. Quindi l'informazione, poiché c'è una legge che lo sancisce, la 69 del 63, devono farla coloro che sono autorizzati, che hanno una formazione tale per fare appunto informazione. Non è semplice, tu la fai molto bene, noi ci proviamo a raccontare i fatti. Io ho scelto uno spazio diverso perché sono figlio dei social, però credo di aver capito, e perché ho avuto dei direttori di giornale che mi hanno dato la cultura educativa a saper scrivere, a saper disciplinare, però io capisco che c'è qualcosa che avanza in modo negativo sempre. Io ti invito a fare un esperimento, Giampaolo, tu sei innovativo nella tua professione, mettiti davanti un'edicola anche a Catania e vedi quanti giovani fino ai 30 anni vanno a comprare il giornale. Zero, perché la cultura del cartaceo ormai appartiene ad una... Senti, andiamo perché il fatto che ha questo pendente. Santino, guarda, noi siamo me lo sono immaginato. L'esperienza del sedicesimo è straordinario. Quindi ascolta lui. Harley Davidson, ok? Jack Daniels, chiodo, ok? Cioè, no, ma pazzesco. La prima cosa che ho notato è stato questo pendente, quindi un off, non un on. Però poi qual è la vera bellezza di questo personaggio giornalistico? No, io ho avuto la fortuna io vivo a Salina. Sono ristoratore e albergatore nell'isola di Salina e grazie ai tanti del mondo del calcio che si sono avvicendati nel corso degli anni nelle mie strutture, da 16 anni esiste un museo del calcio nell'isola e lì troviamo delle reliquie, così li definisco io, che vanno da fine 800, ci ritroviamo delle tessere dei soci fondatori della Juve fino ad arrivare ai nostri giorni e proprio pochi giorni fa mi hanno regalato la loro presenza a Salina Rudy Kroll e Igor Protti e aggiungendo delle cose che arricchiscono ancora di più questa piccola creatura che potete trovare arrivando a Salina nei locali interni del mio ristorante a Cannata. Quindi tu, piatto, quindi siamo già nel livello di gourmet, di presentazione e poi dici, la sai qualcosa di calcio? E la persona dice, no, ma sai, io mi ricordo. E poi in siciliano è, bare, vieni con me. No? Giampaolo. È proprio così. E in poco agganci il tutto. È vero, e poi devo dire che stranizza tantissimi il fatto di venire in un'isola così piccola e trovare un museo così ricco veramente di tanti oggetti appartenuti ai campionissimi del calcio. Inquadrata nel suo perfetto status perché è molto serena come donna ma anche come artista. Lei è una professionista della danza, ha portato la sua scuola e si chiama Marianna. Tu mi dirai il tuo cognome? Tomagra. Perché io l'avevo già sbagliato, Marianna, e ti porto questo sorriso che è fantastico. Teatro di Enna, l'arte della danza moderna o l'arte della danza che apre e chiude uno spaccato di freddezza, che poi è freddezza sportiva. Il calcio è una cosa che le donne dicono perché gli uomini rincorrono un pallone. Quindi questa cosa, ancora oggi io non ti so dare una risposta da uomo, però io ringrazio perché poi l'arte si mette a disposizione. Hai portato la scuola di danza, siete di Scordia, tu c'hai un passaggio storico con Mike Bongiorno. Possiamo raccontare? Oh, Mike, buongiorno, bravo, bravissimo. Sì. Che anni erano? Questo non me lo ricordo. Allora parliamo 98 anni, sì, del 98-99 e siamo stati fortunati perché siamo stati gli ultimi a partecipare a questa bellissima trasmissione televisiva e ho portato in scena 2 esibizioni della mia scuola di danza, il gruppo Grise e le Sister Act, dove abbiamo avuto l'onore di vincere il primo posto e il terzo posto a livello internazionale. Oggi proponi cultura. Scordia, come tante piccole comunità, hanno bisogno di avere spazi e di idee, quindi la danza, come la musica, come il teatro, non ha confini. Su questo non ci sono dubbi. La danza per i ragazzi e per le ragazze è un sogno o è soltanto uno status di libertà? Allora, diciamo che sono ambedue le cose, perché la danza
e ti aiuta a sprigionare tutte le emozioni, tutte le idee, le metti in scena sul palcoscenico, perché io dico sempre che la ballerina è anche un'attrice e comunque deve sprigionare tutta una serie di emozioni, di sensazioni, di paure, di libertà, di gioie, tutto si mette in scena. L'ultima cosa è tu salirai sul palco. Sì, allora io oltre a essere insegnante di danza appunto della mia scuola di danza che si trova a Scordia, appunto danza, ho il piacere di ballare con le mie allieve. Io ancora tutt'oggi coreografo, faccio l'insegnante di danza, ma ballo. Ci tengo a dire pure che ballo, che non c'è gioia più grande di poter ancora ballare, nonostante abbia i vari impegni, però mi lascio sempre quello spazietto nella mia vita per poter ballare pure io, perché comunque una cosa è coreografare per gli altri, una cosa è mantenerti tu in forma per ballare, e lo faccio veramente volentieri, soprattutto che ballo insieme con le mie allieve. Questa è veramente una grande emozione. La libertà dell'arte è infinita. Io parto dal libro. A che punto è il tuo libro? Siamo partiti pesanti. Lo so, perché tu stai facendo un prodotto biografico, insomma. Stanno facendo per me perché per me è stato un grande onore. Se ne parla, abbiamo rinviato a fine settembre, perché l'editore è ancora in ritardo, ci sono stati dei ritardi, a fine settembre ci sarà questo evento. Ma me lo dici il titolo del libro? Possiamo fare? Riservato, ancora riservato. Me la sta tenendo? Vabbè, io cerco di sapere. Ma non è vero, perché lui già lo sa, perché io l'ho mandato via WhatsApp, quindi sta facendo giustamente il suo lavoro. Senti Fabio, non abbiamo mai finito di raccontare una partita di calcio quest'anno, cioè è estremo l'anno, Dicevo questo con molti amici che sono stati presenti qui e che sono presenti oggi qui. È stato un anno bellissimo, ma un anno molto impegnativo. Abbiamo appena concluso con questa mega sfida tra Siracusa ed Enna. Un peccato che una abbia dovuto rinunciare alla Serie B, erano tutte e due società attrezzatissime, due belle realtà, due città importanti, e quindi è una stagione infinita che ancora deve finire. E io penso che adesso il comitato regionale deve essere strafelice quest'anno. I numeri di settore giovanili, tornei federali, del gioco, del calcio e di tutto il quoziente intellettivo-culturale è stato veramente da grandi numeri. È stato un anno importante e poi dopo il Covid era un anno di ripartenza totale e il Presidente Morgana insieme a tutto il comitato regionale ha fatto un grandissimo lavoro ed è un anno di grande soddisfazione per noi, perché veramente è stato un anno impegnativo, ma dai grandi numeri e dai grandi risultati, e non era facile per quello che avevamo passato, ecco. Che bell'uomo è. Io mi sono già preso l'idea quando lui è partito all'ingresso, che aveva questo passo pazzesco, bello veloce, e poi quando è arrivato negli scalini è diventato un anziano pazzesco, cioè robotico nel salire dalla serie, vediamo se mi parte la rotola, il menisco, salgo piano piano. Poi, ripeto, sul palco ha tutto lui, drammatico quando c'era l'amica sua presentatrice che non sapeva cosa presentare, ha detto: che fa, morisce qualcuno? Ecco, cioè, ma questo accade, è lunghissimo, è prolisso e comunque penalty ritortorisci, cioè non c'è altro, lui riesce a mettere assieme un qualcosa, è un visionario anziano, ma è un visionario ancora bellissimo. Tu non hai niente da dire su Ettore, non hai niente da dire? Non posso dire assolutamente nulla, perché lui è il maestro, e poi dopo 10 anni ha preso la stella come gli scudetti. Sì, esatto, la Hall of Fame è la sua rotola. Ciao a tutti. Ciao.
Una passerella esclusiva, i migliori della stagione nella 10ª edizione dei Penalty Awards. In onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold il 3, 4 e 5 di luglio alle ore 13. Vi aspetto!